Buonasera, pace a tutti. Alleluia, alziamoci in piedi per adorare il nome del Signore Gesù, l'agnello vivo di Dio che regna tra di noi. Alleluia. Cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello. Chi è come Dio? Chi è come il Signore? Canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello, cantiamo una canzone all'agnello. Chi è come Dio? Chi è come il Signore? Chi è come il Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e cielo, per sempre. Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te, regna sulla terra e cielo, per sempre. Sei santo, santo. Gloria, forza, onore, potenza. Gloria, tu puoi dichiarare gloria, forza.
gloria. Gloria, forza, onore e potenza. 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 Santo, sei incomparabile, non c'è un altro come te. Regna sulla terra in cielo e sempre. Santo, sei incomparabile, regna sulla terra in cielo e sempre. Tu sei santo, 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 santo. La chiedi insieme. Gloria, forza,
Signore, ti ringraziamo per questa sera, perché siamo non soltanto stati creati da te, ma siamo figli tuoi, Signore. Per questo noi siamo qui, Signore, per adorare il tuo nome. Tu ci hai resi liberi, Signore. Tu ci hai resi liberi, Signore. Liberi, liberi, liberi. Siamo figli tuoi, Signore. Se crediamo nel nome di Gesù, noi siamo figli tuoi, amati da te, non perché meritiamo, ma perché tu ci hai salvati, Signore. Grazie, Signore, grazie, perché sei adorabile, sei amabile. Tu sei amabile, Padre. Chi è come te, Signore? Chi è come te, Signore? Chi è come te, Signore? Non c'è meraviglioso
aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso. La tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro. Meglio della vita è il tuo amore. Come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Come aspetto il giorno in cui l'allegria sarà infine completa. Come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato. Come aspetto il giorno, io aspetto, l'allegria sarà infine completa. Meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso, e tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita. Alleluia, alleluia. E il tuo amore meglio della vita. E il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore meglio della vita.
Vedere os olhos de Jesus e tocarei cuore pieno di gratitudine, Gesù, perché noi sappiamo che un giorno potremo contemplarti da vicino e vedere la tua faccia, Gesù. Il nostro cuore è pieno di gratitudine, Gesù, perché noi sappiamo, Signore, quão meraviglioso, Signore. Noi immaginiamo quão meraviglioso sarà contemplare e stare faccia a faccia con te, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù, perché noi abbiamo questa opportunità di vivere questo in te, Gesù. Grazie, Gesù, perché noi abbiamo questa opportunità, Signore, di stare nella tua casa. Noi sappiamo che nulla che noi possiamo fare basta per ringraziarti, Signore. Ma ciò che noi abbiamo oggi, Signore, è un alzare le mani, è glorificare il tuo nome, è dire alleluia, alleluia, alleluia. Niente di quello che possiamo dire, Gesù, può innalzare il tuo nome come tu meriti, Gesù. Niente di ciò che possiamo dire, Gesù, può fare con che il tuo nome riceva la lode meritevole, Gesù. Basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà mentre tu, mio Dio, mai le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è vale. Sarà poco
innalzerò e loderò solo a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire ad un re, è un cuore che canta alleluia, Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprai che vivi un leone all'interno. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e te che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprai che vivi un leone all'interno di me. Alzati, loda Dio. Non devi temere più, tanti saprai che vivi un leone all'interno di me. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprai che vivi un leone all'interno di me. Alzati, loda Dio. Ancora, ancora. Oh. Non saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò con te, perché ciò che ho è un alleluia, sarà poco ma so che meglio ad offrire ad un re, è un cuore che canta alleluia.
Prima Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23. L'Apostolo Paolo ci ricorda qualcosa di meraviglioso, unico e fondamentale che è successo più di 2000 anni fa, ovvero che il nostro Signore Gesù ha deciso di scendere sulla terra, di prendere forma di uomo, e ha fatto questo con uno e un solo scopo, quello di morire come sacrificio perfetto per me e per te. E scrive così l'Apostolo Paolo: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, in quella stessa notte, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo che questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e che voi bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore fino al giorno in cui ritornerà tra noi. Questi sono alimenti simbolici, fratelli. Questo è solo pane, questo è solo succo. Ma in quella notte Gesù ha preso questi alimenti dicendo: io sto per donare il mio corpo e il mio sangue per voi. E noi crediamo che questo non sia soltanto un rituale o un comandamento o un qualcosa che dobbiamo fare una volta ogni tanto in chiesa. Noi crediamo che quando prenderemo questi alimenti noi possiamo vivere una riconciliazione con Dio. Gesù è colui che ci ha riconciliato con il Padre. Ogni volta che noi consumiamo questa Santa Cena, noi possiamo avere un momento di riconciliazione. E io voglio invitarti a prendere ancora una volta questi alimenti questa sera, non come solo pane o solo succo, ma come qualcosa di più, un momento di riconciliazione con il Padre. Prendi questi alimenti, abbi un momento di preghiera con Lui. Se oggi tu non sei battezzato, se non sei in comunione con la Chiesa, prendi lo stesso questo tempo per pregare a Dio e riconciliarti con Lui. Chiedi perdono per i tuoi peccati, abbi un momento di vera relazione, di intimità con Lui. Questo è un tempo speciale che Gesù stesso ci ha propiziato in quella sera, che noi possiamo prendere questa Santa Cena con tutto il rispetto, ma soprattutto con tutto l'amore che noi possiamo dare a Lui, ricordando che Lui, attraverso questi alimenti, ha dato tutto il suo amore a noi su quella croce. Signore Gesù, ancora una volta siamo qua, Signore, facciamo ciò che Tu ci hai chiesto. Ricordiamo il Tuo sacrificio per mezzo di questi alimenti e Ti chiediamo, Padre, che possano avere in noi ancora una volta un effetto di riconciliazione con Te. Benedici, Signore, questa Santa Cena e soprattutto benedici ogni persona che qua è presente, Dio, affinché possa essere una serata diversa, una serata di rinnovo, una serata in cui il nostro spirito possa unirsi al Tuo e infiammare il nostro cuore. Per questo noi Ti preghiamo, Dio, nel nome di Gesù. Amen. Possiamo distribuire la Santa Cena.
sguardo di grazia ci trae la redenzione, se la casa è un oceano stiamo affogando, il cielo è come la terra in un bacio appassionato, il mio cuore batte nelle fiate accelerate, non perderà più tempo con i risentimenti quando penso. Versetto 33. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Allora, come la parola di Dio ci insegna, insieme prendiamo questo pane che rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane beviamo da questo calice, il calice che contiene il sangue che Gesù ha versato per noi.
possa aver compiuto la sua opera sovrannaturale, miracolosa, unica nel nostro cuore attraverso questa Santa Cena. Amen. Dobbiamo procedere con la liturgia del nostro adorarti, quindi chiedo se si possono accendere le luci. Dobbiamo dare un avviso, un solo avviso per questa settimana. Il grande invito Be Brave, domenica prossima 14 giugno, tutte le donne sono invitate a venire qua in chiesa per un pomeriggio tra di voi alle 4:30 di pomeriggio. Ci sarà anche una cena, grazie mille. Ci sarà anche una cena, dovete prenotare, se non avete ancora prenotato c'è tempo per prenotare, però fatelo il prima possibile. Si può prenotare dal gruppo WhatsApp delle donne Be Brave. Se non sei ancora all'interno di questo gruppo, entri in contatto con la pastora Andrea prima di andare a casa questa sera, così che ti puoi inserire nel gruppo, ti puoi prenotare il tuo posto e domenica prossima sarete qua per vivere le benedizioni di Dio per voi donne in questa giornata. Amen? Amen? No, uomini non serve che dicono amen, ma donne che venite al Be Brave, amen. Oh gloria. Sarà una giornata di benedizioni? Amen. In nome di Gesù? Amen. Olè. Amen. Sono già finiti gli avvisi, questa settimana sono stati pochi, ma le prossime settimane ci rifaremo, non vi preoccupate. Vi chiedo però di alzarvi in piedi, così facciamo un momento di preghiera per consacrare le nostre offerte al Signore. Tu che hai portato la tua offerta, la tua decima in questo momento, faremo questa forma di adorazione a Dio, quindi preghiamo perché le nostre offerte possano essere consacrate a Lui, che Lui possa riceverle non come semplici monete, banconote o transazioni di bancomat, se farai la tua offerta col bancomat là dietro, ma che possa riceverle veramente come una forma di adorazione a Lui, che possa non essere solo un'offerta economica, ma che possa essere un'offerta di cuore che noi facciamo oggi al nostro Dio e che possa essere usata al meglio per il mantenimento e l'avanzamento di questa Chiesa. Signore Gesù, in questo momento porteremo a te le nostre offerte, le nostre decime. Ti chiediamo, Signore, che tu possa riceverle, Padre, come una forma di adorazione a te gradita, che possa essere ciò che abbiamo nel nostro cuore, quello che porteremo oggi e nel nostro cuore con gioia, Dio. E ti chiediamo, Padre, che ogni offerta, ogni decima, ogni primizia che oggi sarà consegnata possa essere usata al meglio per la tua opera, affinché attraverso questa Chiesa possiamo raggiungere ancora e ancora più anime per te, Dio, per la tua gloria e la loro salvezza. Per questo noi ti preghiamo in nome di Gesù. Amen.
Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere in questi primi minuti di questo adorarti di Santa Cena. Ti ringraziamo perché ci hai fatto sentire la tua presenza forte in mezzo a noi e in noi. E ti ringraziamo perché io credo che hai lavorato nei nostri cuori attraverso l'amministrazione della tua cena. E in questo momento ti preghiamo, Padre, perché tu possa portare la tua parola a questa Chiesa, che niente venga da me, ma che ogni cosa possa venire da te, Dio, per condurci a vivere la vita che tu vuoi che noi viviamo, a camminare in novità di vita. Per questo io ti prego, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Apocalisse di Giovanni, capitolo 3, dal versetto 14. Lettera alla Chiesa di Laodicea. Gesù detta questa lettera, è l'ultima di 7 lettere che Gesù in visione detta all'Apostolo Giovanni all'inizio della visione del libro dell'Apocalisse. E a quest'ultima Chiesa, nei primi versetti, Gesù dice questo: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente, ma poiché tu sei tiepido e non sei né freddo e né caldo, io ti vomiterò dalla mia bocca. Fino a qua. Dio ha cominciato a mettere questo argomento nel mio cuore alcune settimane fa, penso 2 o 3 settimane fa. Non so chi c'era al nostro adorarti in quel giorno. Dopo la lode io sono salito qua sul pulpito, ho fatto una breve ministrazione e poi la lode ha ripreso a cantare, e finché la lode cantava Dio ha cominciato a mettermi nel cuore questi versetti della chiesa di Laodicea e ha cominciato a mettermi nel cuore che Lui non desidera una chiesa tiepida e non desidera una chiesa fredda sicuramente. Quello che Dio vuole è una chiesa calda, è una chiesa fervente, è una chiesa piena di spirito, è una chiesa che brucia, che desidera la sua acqua, il suo pane, la sua parola. La chiesa che Gesù vuole è una chiesa che si muove, una chiesa che si dà da fare. La chiesa che Gesù vuole è una chiesa viva, una chiesa reale, una chiesa forte, una chiesa rilevante, una chiesa che si fa presente. Questo è quello che Gesù vuole dalla sua chiesa. Quando Gesù ha ideato la chiesa e l'ha consacrata quel giorno parlando con i suoi apostoli, Gesù voleva una chiesa viva, una chiesa calda, fervente, non una chiesa fredda, non una chiesa tiepida. E in quel giorno, durante quel momento di lode, Dio ha cominciato a mettermi questo pensiero e questa verità nel mio cuore. Dopo avevo parlato anche in quel giorno qualcosa a proposito di questo, ma in queste 2 o 3 settimane che sono passate, il mio unico pensiero era questo: una chiesa risvegliata, una chiesa viva. E oggi voglio parlarvi un po' di questo argomento, del risveglio. Domenica scorsa c'è stato il B-Brazer degli uomini. Ho dato una parola parlando di una nuova direzione, ma anche in quella parola ho parlato un po' di risveglio, quindi chiedo scusa agli uomini che sono qua oggi e che c'erano anche domenica scorsa. Forse mi ripeterò un po' in quello che dirò questa sera,
ma non c'è un altro argomento che Dio ha messo nel mio cuore da portare oggi al di fuori di questo. Dio vuole una chiesa risvegliata, Dio vuole una chiesa viva, Dio vuole una chiesa che c'è, che si fa vedere, Dio vuole una chiesa che vive il risveglio che Lui ha promesso. Quanti vogliono essere parte di questa chiesa? Le mani alzate così sono della chiesa morna, della chiesa tiepida. Le mani alzate così sono della chiesa fervente. Quanti vogliono vivere questo risveglio? Io credo che Dio abbia un risveglio da farci vivere. E io voglio essere parte di questo risveglio. Io voglio vivere questo risveglio. Io vorrei essere partecipe, sapete, vorrei essere una di quelle persone che compie, che parte, che prende, non soltanto che vede il risveglio, ma che è parte di questo risveglio. Tu vorresti essere una persona che vede solo il risveglio o che è parte di questo risveglio? La persona usata da Dio per fare sì che questo popolo si risvegli, che questa valle di ossa secche riprenda vita. Tu vuoi essere la persona che guarda o la persona che partecipe? La persona che vede o la persona che fa? Che tipo di persona vuoi essere te? Ho parlato con alcuni leader della Chiesa in queste settimane di un documento che stiamo facendo, che stiamo in questi ultimi giorni mettendo a punto. Negli ultimi anni abbiamo fatto diversi cambiamenti all'interno della Chiesa. Ci sono stati cambiamenti di ministeri, nuovi ministeri sono nati, i culti in casa, tante cose. Abbiamo cambiato il nome della Chiesa 1 anno e mezzo fa circa, e a partire da quest'anno abbiamo dato un'identità alla Chiesa, un'identità giuridica. Abbiamo uno statuto a partire dall'inizio di quest'anno davanti al governo italiano che gestisce oggi la nostra Chiesa. Abbiamo dato una identità di organizzazione alla Chiesa con tutta la parte governamentale della Chiesa che abbiamo sistemato con i vari consigli, ministeri. Ma quello che ancora non avevamo fatto e che oggi stiamo facendo è quello di dare un'identità teologica alla Chiesa. E oggi noi stiamo finendo di sistemare questo documento con il quale daremo un'identità teologica alla Chiesa e una confessione di fede della Chiesa, ovvero in che cosa la Chiesa B-Church crede. Qual è la nostra fede, in che cosa noi crediamo, quali sono i punti di fede che sui quali noi ci appoggiamo. E ho parlato con alcuni leader della Chiesa in queste settimane. Durante il periodo estivo il mio desiderio sarebbe quello di fare dei video o trovare un modo per condividere tutti questi punti di fede con la Chiesa, perché non sono cose da fare all'interno di un culto, secondo me, ma fare in modo che tutti questi punti di fede arrivino a tutti quanti noi della Chiesa. Ma oggi voglio leggere insieme a voi uno di questi punti di fede, della nostra confessione di fede. Chiedo a Alex se può mettere qua sul proiettore questo documento. Quanto al risveglio, il risveglio è un atto sovrano e straordinario di Dio, nel quale il Signore versa in maniera non comune durante un tempo le sue benedizioni e la visitazione della sua presenza in una regione. Durante queste stagioni un profondo senso della presenza di Dio arriva al suo popolo, normalmente risultando in una predicazione del Vangelo di massa, convinzione di peccato estesa nella società, fervore spirituale e salvezza dei perduti. Non confondiamo il risveglio con la benedizione del riempimento spirituale del credente, il quale può essere individuale come collettivo e che può risultare nel risveglio, che rimane un fenomeno unicamente di massa, in cui non solo i credenti sono riempiti, ma soprattutto in cui i morti spirituali riprendono vita. Crediamo che il risveglio non sia fine a se stesso, ma ha come focus la rinascita di morti nello spirito e serve come indicazione del ritorno di Gesù, quando la gloria di Dio coprirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. Come c'è scritto nella profezia
di Abacuc 2,14. Questo è quello che noi crediamo come Chiesa a proposito del risveglio. Ma oggi io non voglio parlarvi più di tanto di che cos'è il risveglio. Questo è qualcosa che abbiamo letto qua, che probabilmente già sappiamo. Quello di cui voglio parlarvi oggi, riprendendo il titolo di un libro di un predicatore del passato, Leonard Ravenhill, è che cosa impedisce il risveglio o perché tarda il risveglio. Ci sono alcuni punti da prendere in considerazione a proposito di questo, e io credo che noi come Chiesa dobbiamo sapere perché tarda il risveglio. Perché se vogliamo vivere questo risveglio e se noi vogliamo essere partecipi, se noi vogliamo non soltanto vederlo ma essere gli autori in qualche modo di questo risveglio, noi dobbiamo sapere che cos'è che sta impedendo questo risveglio, per fare sì che possiamo combattere tutti questi impedimenti e vivere questo tempo, questa stagione di risveglio spirituale, di benedizioni, di conversione, di riempimento che Dio vuole dare a questa terra. E ci sono alcune cose ci sono alcuni fattori che ritardano il risveglio. In questo libro Leonard Ravenhill si focalizza soprattutto su un fattore che poi andremo a vedere, ma c'è almeno un altro fattore di cui io voglio parlarvi questa sera. E voglio parlarvi di questo fattore prendendo esempio da uno dei più grandi risvegli che la storia abbia mai visto. In queste 2 settimane appunto Dio mi ha messo tanto nel cuore questo tema del risveglio. Sono andato a leggermi storie, studiarmi fatti sui risvegli del passato e uno di questi è avvenuto all'inizio del 1700. In quell'epoca storica l'Europa in particolare stava vivendo un periodo di molta freddezza spirituale. Da poche decine di anni, poche centinaia di anni era avvenuta la riforma protestante, è vero, però le chiese erano diventate in poco tempo chiese molto religiose e chiese molto fredde, e allo stesso tempo la chiesa veniva molto spesso perseguitata in molte zone dell'Europa. Ma è in questo contesto che Dio innalza un uomo che si chiamava Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Forse questo nome non vi dice niente. Questo Zinzendorf era un conte, un duca, una persona aristocratica, ricca. E un giorno questo Zinzendorf vide un quadro che raffigurava la crocifissione di Cristo. E sotto questo quadro c'era una frase, e questa frase diceva così: questo è quello che io ho fatto per te, e tu cosa hai fatto per me? E da quando quest'uomo lesse questa frase sotto questo quadro che raffigurava Gesù che moriva per lui, la sua vita non fu più la stessa, e cominciò a pensare: che cosa posso fare io per lui? Lui ha fatto questo per me, che cosa posso fare io per lui? Lui ha dato la sua vita per me, che cosa posso fare io per Cristo? E cominciò a pensare in che modo poteva ricambiare il sacrificio che Gesù aveva fatto, finché pensò: io sono molto ricco, ho molti terreni, sono aristocratico e ci sono tanti cristiani perseguitati nell'Europa. Allora farò così, io aprirò le mie terre e tutte le persone che vogliono, tutti i cristiani che vogliono, potranno venire ad abitare nelle mie terre. E questo è quello che fece, e un numero gigantesco di cristiani uscì da varie zone dell'Europa e cominciò ad abitare nelle terre di Zinzendorf. Si creò una comunità meravigliosa di cristiani, e c'erano luterani, c'erano calvinisti, c'erano moravi, c'erano pietisti, c'erano persone da tutte le denominazioni cristiane che si radunarono in questa comunità. Era qualcosa di meraviglioso, no? Pensate, tutti cristiani insieme che potevano lodare insieme, pregare insieme, nessuno che li perseguitava. Doveva essere qualcosa di grandioso. E sapete, Zinzendorf aveva in cuore questo risveglio, voleva vedere questo risveglio e diceva: caspita, adesso che tutti i cristiani sono tutti qua insieme, sicuramente ci sarà un risveglio gigantesco. Ma è lì che avvenne qualcosa di sorprendente, fratelli. Questo risveglio non avvenne. Sapete perché? Perché
I luterani cominciarono a criticare i calvinisti. No, la tua teologia è sbagliata, i tuoi punti di fede sono sbagliati. E i pietisti cominciarono a criticare i moravi, il tuo carattere è sbagliato, le tue attitudini sono sbagliate. E ogni gruppo religioso, ogni dottrina religiosa si cominciava a contendere e cominciarono grandi divisioni, contese tra di loro. Si arrivò quasi a un certo punto in cui ci fu un conflitto in quella terra. Zinzendorf era disperato, ma capì una cosa: non è possibile pregare per il risveglio finché le persone vivono con l'amarezza reciproca. Non è possibile vivere un risveglio in mezzo alla divisione. E in quel momento Zinzendorf cominciò a fare qualcosa che non aveva fatto fino a quel momento. Cominciò a visitare di casa in casa, cominciò a parlare di pace, cominciò a parlare di amore, cominciò a parlare di fratellanza, cominciò ad unire tutte le persone delle varie denominazioni religiose, delle varie dottrine, con culture diverse, con caratteri diversi, con teologie diverse, e si unirono tutti quanti e finalmente furono una comunità unita. E il 13 agosto del 1727, durante una riunione di comunione, un adorarti di quella comunità, lo Spirito Santo scese su quella chiesa e lì avvenne quello che è conosciuto come il grande risveglio dei Moravi. E in quel giorno non ci furono cose spettacolari, non ci furono persone che parlarono in lingue, non ci furono doni di profezia, non ci furono persone curate. Zinzendorf disse che loro non furono battezzati nello Spirito Santo, furono battezzati nell'amore. A partire da quel giorno cominciarono ad amarsi come non si erano mai amati prima. Cominciarono a avere un amore reciproco, una fratellanza vera, e persone piangevano, perdonandosi gli uni gli altri, confessando i loro peccati, avendo una vera reciprocità. Questo è quello che avvenne in quel risveglio. E sapete cosa produsse quel risveglio? A partire da quel giorno questi uomini fecero turni di preghiera, uomini, donne, bambini, giovani, turni di preghiera per pregare ogni ora di ogni giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fratelli, noi abbiamo finito alcune settimane fa un tempo di preghiera di 52 giorni della Chiesa. Sono stati 52 giorni in cui ogni giorno ci trovavamo su Zoom per 30 minuti. E alla fine del 52esimo giorno siamo stati così contenti perché abbiamo detto: siamo arrivati alla fine di un grande proposito. Questi Moravi non hanno pregato 30 minuti al giorno su Zoom per 52 giorni. Si sono trovati di casa in casa ogni giorno, ogni ora del giorno, senza mai smettere. E non l'hanno fatto per un giorno, non l'hanno fatto per una settimana, neanche per 52 giorni. Lo hanno fatto per 100 anni. Per 100 anni, una catena di preghiera da mezzanotte a mezzanotte tutti i giorni. Perché Zinzendorf non voleva che quel fuoco, che quel giorno del 13 agosto si era acceso, venisse a spegnersi. E infatti non si spense. I Moravi non sono conosciuti per la loro catena di preghiera, sono conosciuti perché è stato il più grande popolo missionario che il mondo abbia mai visto. Dalla Moravia sono partiti missionari che sono arrivati in Groenlandia, che sono arrivati in India, che sono arrivati nelle Americhe, nei Caraibi, in ogni parte del mondo, in Asia, in ogni parte del mondo. E quando quegli uomini salivano sulle loro navi per andare a predicare il Vangelo e evangelizzare, ricordandosi di quella frase che Zinzendorf aveva letto sotto quel quadro: questo ho fatto per te, tu cosa hai fatto per me? Sapete che cosa dicevano? Loro alzavano la loro voce dicendo: ecco la ricompensa per il sacrificio dell'agnello. Loro erano la ricompensa per il sacrificio dell'agnello. Si dice che un giorno nel 1736-37, in una di queste traversate in mare che stavano facendo, c'era anche un uomo chiamato John Wesley, che non faceva parte di questi Moravi. E durante questa traversata in mare arrivò una tempesta fortissima. La barca sembrava non riuscire a resistere, stava per affondare, tutti stavano per morire, tutti erano impauriti. John Wesley era impaurito. Ma finché tutti erano impauriti, questo gruppo di Moravi stava lodando Dio. E Wesley pensò:
ma questi qua non hanno paura di morire, che sono tutti a lodare Dio. Quell'incontro cambiò per sempre la vita di questo giovane, tanto che cominciò insieme ad alcuni suoi amici e suo fratello una campagna, un tempo di preghiera, riunioni di preghiera costanti con i suoi compagni di università, fino a che appena un anno dopo, il 31 dicembre del 1738, durante una di queste riunioni di preghiera alle 3 di notte, i cieli si aprirono su questo gruppo di giovani e lo Spirito Santo li rivestì con potenza, e li rivestì a tal punto che fecero cominciare il più grande risveglio che l'Europa ebbe mai visto, il risveglio della Chiesa metodista. Un uomo che ha detto: io cosa posso fare per te, Gesù? Fece partire il risveglio più grande che la storia abbia mai visto, e ha contagiato non soltanto quel gruppo di luterani e di puristi, di calvinisti, ma ha contagiato tutta l'Europa e ha contagiato ogni continente. E tutto questo partendo da una Chiesa unita, perché finché la Chiesa era divisa non c'era modo di vivere un risveglio. Finché la Chiesa era in lotta non c'era modo di vivere un risveglio. Fratelli, il primo impedimento, il primo grande ostacolo per vivere questo risveglio è la divisione che c'è in mezzo ai cristiani. Sono le contese che ci sono in mezzo ai cristiani, sono le lotte, sono le diversità di pensiero, sono l'orgoglio, sono il non voler abbassare la testa, sono il non volersi riappacificare che ci sono in mezzo alla Chiesa cristiana. Per questo Paolo scrive agli Efesini, in Efesini 4:3, dicendo: sforzatevi di mantenere l'unità nel vincolo della pace, per mezzo della pace. Sforzatevi di mantenere l'unità, perché sforzatevi? Perché non è facile mantenere l'unità, bisogna sforzarci. Noi predichiamo siamo uno in Cristo, perché predichiamo questo, perché ci rifacciamo a quella preghiera che Gesù ha fatto a Dio, dicendo: Dio, Padre, che tutti loro siano uno come io e te siamo uno. Se Gesù ha pregato Dio perché noi potessimo essere uniti, vuol dire che non è tanto facile, se no non c'era bisogno di mettere in mezzo a Dio in questa cosa. Sforzatevi di mantenere l'unità, perché non è facile, ma allo stesso tempo sforzatevi di mantenere l'unità, perché è necessario. È necessario se vogliamo vivere questa stagione di benedizioni, è necessario se vogliamo vivere questo tempo di presenza di Dio in mezzo a noi, è necessario mantenere l'unità, perché finché la Chiesa è divisa, come diceva Zinzendorf, non serve a niente pregare per il risveglio. Non serve a niente pregare per il risveglio. Per vivere il vero risveglio dobbiamo essere uniti. E per essere uniti c'è bisogno di persone che, come quell'uomo, oggi siano i ponti che possano farci vivere l'unità, siano i ponti che possono collegare le persone, siano i ponti che possono farci vivere in amore, siano quelli che Gesù diceva in Matteo 5, quei promotori di pace, che possono per mezzo della pace farci vivere l'unità della Chiesa. E noi, fratelli, dobbiamo essere quelle persone. Noi dobbiamo essere quei ponti, perché? Perché, guardate, noi non serve neanche guardare l'altra Chiesa, quella Chiesa che ha le dottrine diverse, quella Chiesa che è dall'altra parte del mondo. Guardate, noi veniamo tutti da culture diverse. E c'è bisogno di unità in mezzo a noi. Noi viviamo tutti da dottrine diverse. Ci sono persone che vengono dalle chiese più diverse all'interno di questa stanza questa sera, ma c'è bisogno di unità. C'è bisogno di riuscire a guardare avanti, c'è bisogno di riuscire a non pesare questa differenza. C'è bisogno di riuscire a non pesare la differenza di cultura. C'è bisogno di riuscire a non dare peso alla differenza di dottrina. C'è bisogno di riuscire a non dare peso alla differenza di carattere che c'è tra me e il mio fratello, tra te e la tua sorella. Perché tutti quanti noi siamo diversi, abbiamo caratteri diversi, temperamenti diversi, abitudini diversi, un'istruzione diversa. Siamo tutti diversi, e se noi ci pesiamo, se noi ci focalizziamo, se noi evidenziamo queste nostre diversità, fratelli, ci sarà sempre divisione in mezzo a noi. E finché ci sarà divisione non servirà a niente fare 52 giorni o 100 anni di preghiera per il risveglio. Non servirà a niente.
dobbiamo essere uniti e andare oltre queste diversità. Anzi, fare magari di queste diversità una forza per essere ancora più pronti. Perché Dio ha messo in mezzo alla Chiesa apostoli, come ha messo evangelisti, come ha messo dottori, come ha messo pastori, come ha messo profeti, tutti diversi, tutti con attitudini diverse, con caratteristiche diverse, tutti quanti con idee diverse su come gestire una Chiesa, su come fare le cose. Ma che cosa vuol dire che la Chiesa deve essere divisa? No! Uniamoci nella diversità per essere più forti, per preparare la Chiesa, per preparare i santi, per farli raggiungere la perfezione, per arrivare a quel grande giorno in cui vivremo la salvezza tutti quanti insieme. Non possiamo essere divisi se vogliamo vivere questo risveglio. Non solo vederlo, ma essere i partecipi, essere gli artefici, essere i ponti, essere i promotori di pace, essere coloro che per mezzo dell'aiuto di Dio fanno vivere all'agnello la ricompensa per il suo sacrificio. Io voglio vivere, fratelli, questo risveglio, e io voglio essere uno di quelli che sarà lì davanti, sapete? Quando usciremo nelle strade e vedremo quelle persone che si abbracceranno. Vedremo quei bar svuotati perché le persone saranno tutte all'esterno del bar a lodare, a pregare insieme. Vedremo i punti di prostituzione svuotati perché le persone che un tempo erano lì adesso sono in chiesa a lodare Dio. Vedremo persone riconciliarci, condividere i loro peccati, chiedere perdono insieme, piangere insieme, abbracciarsi insieme. Questo è quello che succede in un tempo di risveglio. Non è qualcosa di individuale, non è qualcosa di mio, non è qualcosa di tuo, è una manifestazione di massa in mezzo alla società, in mezzo alla comunità, una stagione in cui Dio riversa la sua presenza su tutta una regione. È questo quello che io vorrei vedere, vorrei vivere. Quanti vogliono vivere questo? Le braccia a metà sono della Chiesa tiepida. Io voglio vedere questo e voglio vivere, voglio essere partecipe, voglio essere un artefice di questo. Ma per fare questo, fratelli, c'è bisogno di unità. C'è bisogno a volte di abbassare la testa e di chiedere perdono. C'è bisogno a volte di abbassare la testa e di dire ho sbagliato. C'è bisogno a volte di abbassare la testa e di dire insieme siamo più forti, senza evidenziare e pesare le diversità che ci sono tra di noi, ma magari fare una forza di queste diversità, sforzandoci di mantenere l'unità per mezzo della pace. Il più grande ponte che c'è stato nella storia è stato Gesù. Gesù ha unito l'antico al nuovo. Gesù ha unito la legge di Mosè alla legge di Cristo. Gesù è stato il ponte tra la salvezza dei giudei e la salvezza di noi che oggi siamo qua. Gesù è il primo ponte della storia. E fratelli, essere questo ponte, questo promotore di pace non è sempre facile. Pensate a quello che Gesù ha sofferto per fare questo. I suoi stessi, quelli del suo popolo, lo hanno calpestato, lo hanno rifiutato. Non sempre essere un ponte è facile. Paolo, che è stato un altro grande ponte, guardate cosa dice in 1 Corinzi, al capitolo 9. Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge, e per quelli che non sono sotto la legge mi sono fatto come uno che non è sotto la legge per guadagnare anche loro. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Insomma, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne in ogni modo alcuni. Paolo è stato un ponte per tutti, ma non per salvare tutti, per salvarne alcuni. Fratelli, essere un ponte non è facile e sempre ci saranno quelli che non accetteranno. Sempre ci saranno quelli che non vorranno cambiare il loro cuore, la loro mente. Sempre ci saranno quelli che non accetteranno di partecipare a questa unità. Ma se Gesù l'ha fatto, questo è quello che io ho fatto per te. Tu cosa fai per me? Noi possiamo essere, dobbiamo essere questi pacificatori, questi promotori di pace, questi ponti
nonostante tutte le sfide che ci aspetteranno, perché se non avremo unità nella Chiesa, non vivremo mai questo tempo di risveglio che Gesù vuole dare al suo popolo. Ma l'unità non è l'unica cosa che impedisce il risveglio. In Genesi ci viene raccontata la storia della Torre di Babele, probabilmente il popolo più unito che la storia abbia mai visto. E quel popolo era lontano da vivere un risveglio, perché non basta l'unità. Domenica nel Bibraser ho raccontato la storia di quello che è considerato il più grande predicatore del risveglio, quantomeno della storia moderna, Dwight Lyman Moody. Si dice che per mezzo delle sue predicazioni più di 500.000 persone si siano convertite a Cristo. E la sua storia è una storia molto semplice. Lui era un adolescente, suo papà era morto, sua mamma era vedova, viveva in casa con i suoi 9 fratelli, erano una famiglia estremamente povera, quindi da molto giovane lui ha dovuto andare a lavorare, lavorava in una fabbrica di scarpe. E avvenne che un giorno, finché stava lavorando, un insegnante di scuola biblica, di una chiesa, andò in quel negozio e gli predicò il Vangelo. E da quel giorno lui cominciò ad andare in chiesa, ma in un culto, in un adorarti, sentì una frase che gli cambiò la vita. Un predicatore disse così: il mondo deve ancora vedere ciò che Dio può fare con un uomo pienamente consacrato a Lui. Il mondo deve ancora vedere ciò che Dio può fare con un uomo pienamente consacrato a Lui. E quando Moody sentì questa frase, disse così: con l'aiuto di Dio, io voglio essere quest'uomo. Io voglio essere quest'uomo. Come ho detto, questo titolo di questa parola di oggi è ripreso dal titolo di un libro di questo pastore, Leonard Ravenhill. E in questo libro lui identifica una causa primaria per l'impedimento del risveglio. E questa causa è il peccato. Il peccato di noi uomini è ciò che più di tutto sta impedendo il risveglio. Il peccato che noi commettiamo è la prima condizione, fratelli, per vedere la gloria di Dio. La prima condizione per vedere questo tempo di risveglio è ravvederci dai nostri peccati. Io voglio leggere con voi 3 testi biblici. Chiedo già al gruppo di lode se può salire. Possiamo già alzarci in piedi, andiamo verso la fine di questa parola. Voglio leggere con voi 3 testi biblici che ci parlano di risveglio, che ci parlano di questo tempo sovrannaturale che Dio vuole versare su di noi. Ma vedrete che tutti e 3 questi testi biblici hanno una cosa in comune. Osea capitolo 6. Diranno: venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato, ma ci guarirà, ha percosso, ma ci fascerà. In 2 giorni ci ridarà la vita, il 3° giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Secondo libro delle Cronache, capitolo 7, versetto 14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia,
prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 19 e 20. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Tutti e tre questi testi biblici ci parlano di questo tempo di risveglio, ma tutti e tre questi testi biblici ci parlano che deve avvenire qualcosa per vivere un risveglio. In Osea Dio dice: tornate a me, tornate al Signore, ravvedetevi. In secondo libro delle cronache Dio dice: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si ravvede. In Atti degli Apostoli c'è scritto: ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati. L'unità è un fattore fondamentale per vivere il risveglio, e senza di quella non serve neanche pregare perché un risveglio avvenga. Ma c'è un fattore ancora più determinante per vivere questo tempo, e è la purificazione dei nostri peccati. È il ravvedimento, fratelli. Noi dobbiamo ravvederci, noi dobbiamo estirpare il peccato che è dentro di noi. Com'è possibile farlo? Com'è possibile ravvederci? Com'è possibile che questo avvenga? Un giorno Gesù trovò un giovane ricco, e questo giovane ricco chiese a Gesù: Maestro, come faccio per essere perfetto? Gesù gli rispose: segui i comandamenti. E il ricco disse: io questo già lo faccio, seguo tutti i comandamenti. Allora Gesù gli rispose: va bene, allora prendi quello che hai, tutti i tuoi averi, e donali ai poveri. E questo ricco ci rimase molto male per queste parole, perché aveva tanti beni e forse era anche un po' avaro, e se ne andò da Gesù. E in quel momento Gesù lasciò un'istruzione molto conosciuta ai suoi discepoli, dicendo: è più facile che un cammello passi per la cruna, per il buco che c'è del lago, piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. E quando Gesù disse queste parole, i suoi discepoli presero paura, presero spavento e dissero: ma Gesù, Maestro, allora com'è possibile riuscire a entrare nel regno dei cieli? Com'è possibile fare questo? E Gesù rispose: agli uomini questo non è possibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Com'è possibile ravvederci dei nostri peccati? Agli uomini questo non è possibile, ma a Dio è possibile. Com'è possibile umiliarsi, tornare indietro dalle nostre vie malvagie? Com'è possibile tornare a Dio? A me e a te questo non è possibile. Io e te non ce la possiamo fare. Non c'è modo. Perché c'è un combattimento dentro di noi in cui la nostra carne combatte contro il nostro spirito. E sapete, il nostro spirito può avere tutte le migliori intenzioni di questo mondo. Potrebbe desiderare di tornare a Dio, potrebbe desiderare di pentirsi, di ravvedersi, di convertirsi, potrebbe desiderare di lasciare ogni peccato che ha commesso fino a oggi, potrebbe desiderare di lasciare ogni stato d'animo, ogni orgoglio, ogni impurità. Ma in questa battaglia con la carne il tuo e il mio spirito non vincerà mai. Non c'è modo. Però c'è uno spirito che è in grado di sconfiggere la nostra carne, e è il suo spirito. Agli uomini è impossibile, ma a Lui tutto è possibile. E quello che noi possiamo fare allora è lasciare la nostra vita nelle mani di Dio. È dire: Dio, io non posso, ma Tu puoi. È dire: Dio, io posso usare tutte le strategie, tutta la buona volontà, ma io non posso, Tu puoi. Il segreto è essere abbastanza forti da considerarci deboli, di
dire: Dio, io non ce la posso fare senza di te. Dio, io non posso lasciare il mio peccato senza di te. Dio, io non posso lasciare il mio vizio senza di te. Dio, io non posso lasciare il mio orgoglio senza di te. Dio, io non posso lasciare la mia mancanza di chiedere o di liberare perdono senza di te. Dio, io non posso lasciare niente e do la mia vita a te. Dio, io voglio essere quell'uomo che quel pastore ha detto, che il mondo non ha ancora visto. Cosa tu puoi fare per mezzo di un uomo completamente consacrato a te. Ma per vivere questo devo essere consacrato. Per vivere questo devo essere liberato dal peccato. Per vivere questo devo essere libero, devo essere completamente nelle tue mani. E io questo non lo posso fare. Io non lo posso fare. E chi è abbastanza forte da considerarsi veramente così debole può lasciare lo Spirito di Dio agire dentro di noi, avendo la certezza che non viene da noi, viene da Lui, viene da Lui. E vorrei dirti che fosse facile abbandonare il peccato. Vorrei dirti che fosse facile, ma non è così, perché se fosse facile non servirebbe Dio. Però c'è bisogno di Lui, perché non è per merito, è per grazia, non è per opere, è per grazia. E dobbiamo riconoscere che soltanto Lui può. Dobbiamo essere come quel cieco di Giovanni 9 che è stato curato da Gesù, e quando i farisei sono andati da lui a interrogarlo dicendogli: chi è stato a curarti? Quel cieco ha detto: è stato Lui, non viene da me, è stato Lui. Non so come sia possibile perché io non lo posso fare, è stato Lui, perché Lui può. Dobbiamo essere come Pietro quando dopo quella pesca miracolosa si è inginocchiato ai piedi di Gesù e ha detto: Gesù, allontanati da me perché io sono solo un peccatore. So che sei stato tu a fare questa pesca, non sono stato io. Io non sono in grado di fare questo. Tu sei in grado, tu puoi. Fratelli, io voglio vivere questo risveglio. Io voglio essere partecipe, io vorrei essere un artefice, io vorrei essere la ricompensa per l'agnello che si è sacrificato per me. Io vorrei essere quell'uomo che con l'aiuto di Dio diventa quell'uomo che il mondo non ha ancora visto che cosa Dio può fare attraverso di me quando sono pienamente consacrato a Lui. Io vorrei essere quell'uomo, io vorrei esserlo. E so che io non posso esserlo da solo, è solo attraverso di Lui, perché a Lui, per Lui e per mezzo di Lui sono tutte le cose: la nostra salvezza, il nostro ravvedimento, il nostro successo, la nostra famiglia, il risveglio che può arrivare su questa terra. La prima frase della nostra confessione di fede a proposito del risveglio che abbiamo letto prima dice così: il risveglio è un atto sovrano e straordinario che viene da Dio, non viene da noi, non è per mezzo di noi e mai lo sarà. Quanti vogliono vivere questo risveglio? Quanti vogliono essere gli artefici di questo risveglio? Io vorrei fare una cosa con te oggi, con te che veramente vuoi questo. Ma se lo vuoi, se tu vuoi non soltanto vedere quello che succederà, perché in nome di Gesù io credo che succederà. E fratelli, se non sarà per mezzo di questa chiesa, Dio innalzerà un'altra chiesa, ma
Quanto vorrei che fosse attraverso questa chiesa. Quanto vorrei che fosse attraverso di noi. Quanto vorrei che fosse attraverso di me, che Dio si usasse di me. Quanto vorrei che questa chiesa vivesse quella piena unità che possa produrre il risveglio. Quanto vorrei che questa chiesa intera vivesse quella piena consacrazione di santità che può produrre il vero risveglio. Quanto vorrei. E se tu vuoi, io veramente voglio invitarti a venire qua davanti. E io non pregherò per nessuno di voi, ma venire qua davanti per insieme, uniti, come una chiesa unita, come una chiesa che non pesa le divisioni, come una chiesa che non pesa le differenze, come una chiesa che non evidenzia niente di tutto questo, e come una chiesa che ricerca la santità, sapendo con certezza che da Lui viene tutto questo e non da noi. Voglio invitarti a venire qua davanti e insieme alzare una lode a Dio, e insieme clamare a Lui e insieme consacrarci a Lui, dicendo: Dio, io non posso, ma con te sì, per mezzo di te sì, per mezzo di te sì. Se tu credi in questo, se tu vuoi essere parte di questo risveglio, artefice, fai questo passo di fede. Non lo devi fare per me, non devi farlo per dire faccio un favore al pastore, faccio un piacere, non devi farlo per me, è solo per Lui, perché io non posso darti il ravvedimento, Lui può, perché io non posso dare l'unità, Lui può, perché io non posso produrre il risveglio, Lui può, Lui, sempre Lui. Hai visto il mio cuore rotto, hai versato il tuo oro nelle mie pieghe per ricostruirmi, per darmi valore. Nei tuoi occhi non vedi macere, matera su cui costruire, pietra su pietra, mi hai dato una forma migliore. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Hai preso tutte le pietre che ti ho lanciato contro e ne hai fatto qualcosa di nuovo in che ha messo il mio nome. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me.
tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucio ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucio ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Ancora, ancora, ancora! Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucio ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare, versa. Consumo ogni parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco. Consumo ogni parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucio di parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucio di parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare, non ti fermare a ciò che posso offrire, brucio di parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte, prendi il mio cuore, brucia con forza in me. E ora sono sul tuo altare, versa il tuo fuoco, consuma ogni parte del mio cuore, brucia forza in me. Oh anima mia, non devi temere più, tanti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia,
non devi temere più, tanto saprai che vivi un leone all'interno. Oh anima mia, non devi temere più, tanto saprai che vivi un leone all'interno. Alzati loda Dio, anima mia, non devi temere più, che vivi un leone all'interno. Alzati loda Dio, le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che non è grande, sarà poco ma so meglio
Abacuc 2:4. Come le acque ricoprono il fondo del mare, la conoscenza della gloria di Dio ricoprirà la terra. Oggi abbiamo visto un pezzettino della gloria di Dio, ma nessuno di noi si può immaginare quello che vedremo. Come disse quel pastore, il mondo deve ancora vedere ciò che Dio può fare con un uomo pienamente consacrato a Lui. Noi non l'abbiamo visto. Cos'è che Dio può fare? Non lo sappiamo. Io e te non lo sappiamo quello che Dio può fare. Quello che abbiamo visto oggi è una piccola parte della gloria di Dio. Ma io voglio vedere la piena gloria di Dio su questa terra ancora, ricoprire questa terra ancora. Io voglio. Possiamo come Chiesa non solo desiderare l'unità, ma essere coloro che creano l'unità per fare diventare questo risveglio più veloce su questa terra. Che possiamo come individui non soltanto desiderare il ravvedimento, ma consegnarci veramente nelle mani di Dio, per essere perdonati dei nostri peccati, per cambiare modo di vivere e per far sì che questo risveglio arrivi finalmente in mezzo a noi. Che Dio possa trovare in questa Chiesa tante ricompense per il sacrificio dell'agnello. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso all'agnello di Dio, lui che è morto, che si è immolato, che si è sacrificato, che è stato ponte per riconciliarci con il Padre e che merita tutta la nostra lode, adorazione, il più forte applauso che gli possiamo fare questa sera. Amen, fratelli, sono già le 10:15. Non incolpatemi, io ho finito di predicare alle 9:35. Possiamo accendere le luci, dobbiamo andare alla fine di questa serata, purtroppo. Ma sarei stato volentieri qua a godere della presenza di Dio ancora per molto tempo. Chissà come sarà quando arriverà questo risveglio, Non vedo l'ora di vederlo.
Dobbiamo cantare tanti auguri. Fernando, Jessica, qualcun altro ancora? Qualcun altro che ha compiuto gli anni questa settimana? Anthony, la Lorena? La Lorena? Qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Amen, allora possiamo stendere le nostre mani verso i nostri fratelli, sorelle, per benedire questo nuovo anno di vita, chiedendo a Dio, uniti come Chiesa, che possa benedire la vita di Jessica, di Lorena, di Anthony, di Fernando, con un anno pieno di gioia, pieno di allegria, pieno di benedizioni, pieno del meglio che noi per fede crediamo abbia già preparato davanti a ognuno di loro, ma soprattutto che la sua presenza possa essere con loro ogni giorno di questo nuovo anno, e chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora possiamo desiderare questa stessa benedizione anche su tutti quanti noi come Chiesa, ricordandovi, fratelli e sorelle, che forse, se siete fortunati, ci sono ancora delle felpe in vendita là dietro, perché so che con questi ventilatori state tutti tremando dal freddo. Amen. Facciamo così con le nostre mani per benedire questa nostra settimana e le nostre case, chiedendo che anche su di noi possa esserci la gioia che viene dal Signore, chiedendo che anche su di noi possa esserci la pace riconciliatrice che viene da Lui, chiedendo che la salute, chiedendo che l'unità che viene da Lui possa essere nella nostra vita, nelle nostre famiglie e in tutta la sua Chiesa, chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo possa essere con tutti quanti noi, e in quanti siamo, noi siamo uno!